La 14ª giornata del girone B di promozione ha sancito la superiorità della Nuorese che contro l'Ardara ha ottenuto col punteggio di 4-3 l'ottava vittoria consecutiva, un successo che ha consentito ai verdi-azzurri di mantenere 6 lunghezze di vantaggio sulla più accreditata inseguitrice, il Valle d'Oria. La squadra di Gianni Coccone sta viaggiando ad una media record, i gol di Palumbo, Niedu e Falchi hanno stroncato la resistenza dei giallorossi che tuttavia nel finale sono riusciti a rendere meno pesante il risultato con Ninaldedu, Marcedo e Friscia. Nel prossimo turno i nuoresi affronteranno l'Usinese. L'obiettivo è quello di chiudere con una vittoria al 2012 e riscattare l'inattesa battuta d'arresto in Coppa Italia. Una sconfitta, quella subita a Tonara, maturata ai calci di rigore, ma non per questo meno dolorosa. La Nuorese per il salto di categoria deve guardarsi dalla concorrenza del Valle d'Oria. I sassaresi hanno superato col punteggio di 1-0 una combattiva bittese grazie al gol di Valenti. I punti di distacco sono sempre 6, ma i rossoblù non hanno ancora mollato la presa. Al terzo posto rimane la Dorgalese che non è andata oltre l'1-1 a Codrongianos, di Mura e Polizzi le reti della sfida. Al quarto posto troviamo il Fonni che ha impattato 2-2 a Tonara. Per i padroni di casa i gol sono stati realizzati dal Tocco, mentre per il Fonni hanno risposto Mureddu e Cadau. L'Usinese ha lasciato i 3 punti al Ghilarza che sta iniziando a seguire i dettami di Mister Cuccu. Per i giallorossi in gol Stocchino, autore di una doppietta, e Unida, mentre per i sassaresi hanno segnato il solito Merello e Ibba. L'Usinese è stata raggiunta a quota 22 punti dal Porto Rotondo che superando per 3-2 il Posada ha messo a segno la terza vittoria consecutiva. Ai gol di Ferra e alla doppietta di Andolfi il Posada ha risposto con Raspizzo e Oggiano. Il Val Maddalena dopo un lungo digiuno è tornata alla vittoria con la Basanta. Gli isolani sono andati in gol con Milo, Zuccolilli e Varsi, mentre per la Basanta ha segnato Saba. Chiude il quadro della giornata la vittoria dell'Auras sul fanalino di coda con Rasi Oliena, un 3-0 firmato da Ela Chimi e dalla doppietta di Andreoli.